Hanno derubato anziani in tutto il Veneto fingendosi assistenti sociali. In manette una 28enne di Treviso denunciate, altre 6 complici. Morta dopo il parto, 5 indagati tra medici ed infermieri a Oderzo. Domani l'autopsia al marito della 34enne. Qualcuno ci dica che cos'è successo quella notte. Barca in fiamme, salvataggio in mare per 2 persone che hanno rischiato la vita al largo di Bibione. Provvidenziale l'intervento dell'elicottero. Cuffiette alle orecchie, in sella alla bici pedala tranquillo in A4 nel Vicentino, il pericoloso giro di uno straniero filmato dagli automobilisti. Alla vigilia dell'accordo Italia-Cina sulla via della seta col diretti attacca, paradossale che la frutta sia vietata nel paese che non ne permette l'ingresso a causa delle barriere commerciali. Corsa alla candidatura olimpica di Cortina Milano, si avvicina all'arrivo dei commissari del CIO per la valutazione prima del voto, il 1° aprile, appuntamento a Venezia. Innovativo intervento all'ospedale Bolgo Trento di Verona, un trapianto di fegato senza trasfusioni di sangue per venire incontro alle esigenze di una paziente testimone di Geova. È la prima operazione del genere nel Triveneto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. La cronaca in primo piano: avevano denunciato e derubato anziani in tutto il Veneto fingendosi assistenti sociali. In manetta è finita una 28enne di Treviso, mentre altri 6 complici sono stati denunciati. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. Entravano in casa degli anziani fingendosi conoscenti o assistenti sociali, poi mentre uno li distraeva chiacchierando il complice svuotava la casa portando via i soldi, gioielli e bancomat. In un caso ad una 92enne di Veggiano nel Padovano hanno portato via un monile di famiglia a ricordo del defunto marito. Sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco una banda di ladri senza scrupoli, in manette Smeralda Gurgevic, 28enne di origine Sinti, residente a Treviso. Obbligo di dimora per 2 complici e indagate altre 3 donne, alcune di loro residenti in un campo rom di paese. Almeno 10 colpi messi a segno in tutto il Veneto: Ceggia nel Veneziano, Vittorio Veneto e Altivole nel Trevigiano, e poi ancora Bassano del Grappa, Schio, Campiglia dei Berici, Veggiano Vigonza e Saonara nel Padovano. E da qui è partita l'indagine. La Ford Fiesta usata dalla banda è stata individuata e seguita per mesi dai carabinieri. Le vittime sempre e solo anziani, preferibilmente se vivevano soli e in abitazioni isolate. Le vittime erano tutte di età superiore agli 80 anni, talune anche affette da problematiche di ordine psicofisico. Quindi attraverso questa attività si è voluto proprio colpire questo tipo di reato particolarmente grave che prevede anche a livello normativo pene esemplari. La tecnica usata era sempre la stessa: 2 donne entravano in azione raggirando gli anziani e derubandoli. L'unico uomo della banda, un 22enne, faceva da autista. In pochi mesi, da settembre 2018 a gennaio 2019, avevano raccimolato un bottino di 25.000 euro. I carabinieri ora cercano di capire se possono essere anche autori di altri furti. Chi li riconoscesse e fosse stato derubato può contattare i carabinieri della stazione di Legnaro. Vigilantes armati di notte al posto del portiere in un edificio simbolo di Padova, la Torre Belvedere in Badia del Degrado. Ai nostri microfoni parla un professionista che lavora da anni lì davanti, l'ultimo rimasto nel suo palazzo. Io resto, dice, perché è paradossale abbandonare questa zona agli spacciatori. Sentiamo. Vigilantes armato al posto del portiere per la sorveglianza notturna. Ormai Spaccio e Degrado si sono impossessati della Torre Belvedere, il grande grattacielo verde davanti alla stazione di Padova. Gli ultimi residenti e lavoratori hanno deciso di dotarsi a proprie spese di guardie giurate, una scelta già fatta anche da 800 residenti della vicina Piazza dei Gasperi, che pagano 8.000 euro al mese per la vigilanza privata. La situazione nella zona è difficile, racconta ai nostri microfoni uno degli ultimi professionisti rimasti in via Tommaseo. Non vuole mostrarsi ai microfoni, ma ogni mattina sotto il suo ufficio, proprio davanti alla Torre Belvedere, viene insultato dagli spacciatori. Ci dicono che siamo dei razzisti, appena che parliamo, se gli diciamo spostati per cortesia, o non mettere la bicicletta qui sotto i portici, o correre in bicicletta, questo loro subito ci rimproverano dicendo che siamo dei razzisti di merda. Voi dove ci lavorate e quindi ogni giorno rischiate per venire al lavoro? Sì, è vero. Noi rischiamo in continuazione. I clienti ci riguardano attentamente di venire, questo è vero.
Sicché siamo rimasti nel nostro condominio, siamo rimasti soli, solo noi professionisti, non ci sono altri professionisti qui. Paghiamo l'affitto, le tasse, teniamo viva la zona, perché devo pure pagarmi la vigilanza? Si chiede il professionista che non intende abbandonare il suo ufficio di via Tommaseo. Sono dei costi che vanno a gravare sulla professione o anche sul cittadino, che noi già siamo aggravati di tasse. Nonostante la zona difficile, lui coraggiosamente sceglie di restare, ormai nel suo palazzo è rimasto solo. Stiamo facendo un esposto adesso all'amministrazione comunale per riqualificare la zona, perché come professionisti e come avvocati e legali stiamo creando un pool di persone in modo di fare questa richiesta al comune di Padova. Per questo degrado la zona si è declassata e gli immobili adesso sono svalutati al 50-60%. Ed ora il caso della mamma 34enne morta all'ospedale di Oderzo subito dopo aver partorito il suo secondogenito. La procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati 5 tra medici e personale sanitario del reparto di ostetricia e ginecologia con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Intanto il marito della donna si aspetta che dalle indagini emerga che cosa è successo quella notte. Sentiamo. Quello che mi aspetto io è capire il perché, cosa è successo. Basta. Voglio capire il perché, cosa è successo e se magari poi qualcuno mi dirà se si poteva intervenire diversamente. 5 tra medici e ostetriche iscritti dalla Procura di Treviso nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in omicidio colposo. L'autopsia già fissata per domani alle 16. Antonio Giordano, marito di Francesca Schirinzi, la mamma di 34 anni, morta all'ospedale di Oderzo poche ore dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, lascia che l'inchiesta della magistratura faccia il proprio corso. Lo aveva detto dall'inizio, annunciando la denuncia che ha dato il via alle indagini, lo ribadisce ora. Qualcosa in quella sala parto non è andato come doveva. Quando il bambino è nato che aveva 2 giri di cordone attorno, di cui uno anche intorno al collo. Non lo so, io non sono un tecnico, non sono un esperto, però non lo so se dal tracciato si poteva capire o non capire e quindi optare per un altro modo. E anche il fatto che comunque io avevo già visto che prima del parto Francesca aveva delle perdite, ma non erano delle perdite normali secondo me, ripeto, sempre da non intenditore, però erano delle perdite di sangue. L'attacco cardiaco, le manovre rianimatorie, nessun defibrillatore. Effettuare il massaggio cardiaco, la respirazione a bocca dai medici presenti intervenuti sul momento perché erano state chiamate in emergenza dalle ostetriche, mi è sembrato un qualcosa un po' di strano, cioè quella è una procedura che potrei fare io avendo fatto un corso in bellezza con la Croce Rossa in mezzo alla strada se mi trovo in un incidente stradale, ma in una struttura ospedaliera, in una sala pasto di un ospedale mi sembrava un pochettino, cioè fuori luogo quella procedura. Io sono rimasto un pochettino turbato, più che altro dico, non so, mi sto perdendo qualche passaggio io. Tutto questo, dice, in un contesto in cui ci si ritiene protetti, un ospedale, e seguiti passo passo in un parto non certo d'urgenza. Me l'avete provocato voi, l'avete indotto voi, tramite l'ossitocina e tramite le stimolazioni appunto dell'utero con lo scolamento, cioè penso che avete la situazione sotto controllo. Se è successo qualcosa mi dovrà dire l'autopsia cosa è successo. Io quello chiedo, voglio sapere cosa è successo e come hanno intervenuto, perché io non lo so. Dopo per bloccare l'emorragia, per quello vorrei capire. Mercoledì, ad accertamenti conclusi, la famiglia riaccompagnerà la salma nel paese d'origine di Francesca, Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, dove i funerali dovrebbero svolgersi il sabato prossimo. E su questo dramma si augura che venga fatta al più presto chiarezza, non solo per la famiglia ma anche per i medici e le ostetriche. Sotto inchiesta il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca, Francesco Benazzi, secondo il quale nel corso del confronto con gli ispettori della regione risulterebbe che le procedure siano state rispettate. Sentiamo.
Vogliamo chiarezza sì, perché vogliamo che sia libero il campo da responsabilità mediche o di professionisti, e contemporaneamente vogliamo far chiarezza anche di fronte alla famiglia, perché siamo anche noi rimasti attoniti di fronte a questo caso. Una giovane mamma che ha perso la vita, 5 operatori dell'ospedale d'Oderzo sotto inchiesta con un'accusa molto pesante. Anche la direzione dell'ULSS 2 si augura che per il bene di tutti si faccia presto chiarezza sulla morte della 34enne Francesca Schirinzi. È un episodio triste, siamo vicini alla famiglia come sono vicino ai miei collaboratori, sono 3 medici e 2 ostetriche che sono persone, professionisti validi, che hanno fatto sempre bene il loro lavoro, e c'è la vicinanza anche a loro da parte dell'azienda, da parte mia, proprio per sostenerli, perché provate a immaginare quanto possa essere difficile per uno che fa questo lavoro per passione, cioè il medico, il ginecologo, che è un lavoro difficile, o l'ostetrica, trovarsi in una situazione come questa, e quindi il massimo sostegno nostro e anche il nostro massimo supporto. Sotto inchiesta gli specialisti dell'equipe medica del reparto di ostetricia e ginecologia, un atto dovuto seguito all'esposto della famiglia, domani l'autopsia sul corpo di Francesca affidata al medico legale Antonello Cirnelli e ad altri 2 specialisti, un ginecologo e un anestesista. Presenti anche i periti di parte nominati dalla famiglia e lo zio del marito della 34enne, anche lui medico. Si cercherà di risalire all'effettiva causa del decesso e con essa ad eventuali responsabilità mediche. Nel confronto con gli ispettori della regione non sarebbero emerse anomalie, secondo il direttore dell'ULSS Benazzi. Adesso arriverà la relazione, a noi pare che da questa ispezione sia andato tutto bene, cioè i processi, le procedure sono state tutte rispettate. Mercoledì a Bolzano Vicentino l'ultimo saluto al piccolo Riccardo, morto a 16 mesi per una meningite fulminante. L'ultimo ciao a Riccardo Zocca, di soli 16 mesi, morto venerdì sera. Dopo aver lottato per alcuni giorni contro una forma di meningite fulminante, verrà dato alle 15 di mercoledì a Bolzano Vicentino. Presiederà la celebrazione il parroco Don Luciano Attorni. La morte del piccolo Riccardo è stata un vero fulmine a ciel sereno. Era stato vaccinato, andava al nido. Martedì scorso era stato male per una otite. Mercoledì l'ingresso al pronto soccorso di Vicenza perché le condizioni si erano aggravate. Ricoverato come grave, era finito in terapia intensiva con febbre altissima che non lo ha mai lasciato. Venerdì il quadro clinico era peggiorato fino al decesso in tarda serata. I genitori hanno autorizzato l'espianto di alcuni organi. Nessun rischio o pericolo di contagio, ripetono i sanitari del San Bortolo, nessuna profilassi per i familiari né per gli altri bambini del nido. Raro che il pneumococco arrivi al cervello, hanno spiegato i sanitari. Difficile che questo consoli in qualche modo i genitori di Riccardo. Anzi. In bicicletta e per giunta con le cuffiette alle orecchie per ascoltare la musica. L'hanno filmato così sabato nel primo pomeriggio diversi automobilisti in transito lungo la A4 tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est nel tratto delle Gallerie. Una situazione pericolosissima, oltre che vietata, che gli automobilisti hanno prontamente segnalato alla polizia stradale. Gli agenti sono intervenuti con 2 pattuglie da Padova e Vicenza per bloccare ed identificare l'uomo. Si tratta di uno straniero che sarebbe entrato in autostrada a Vicenza Ovest percorrendola poi in direzione Padova. Spettacolare salvataggio in mare aperto di 2 persone a bordo di una barca in fiamme. È accaduto ieri tra Bibbione e Lignano. Vediamo. 2 naufraghi sono stati salvati dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di domenica, dopo che la loro imbarcazione aveva preso fuoco 3 chilometri al largo dalla costa tra Bibbione e Lignano. Le 2 persone disperse erano state individuate dall'elicottero Drago 59 del reparto volo di Venezia, al largo dell'imbarcazione andata in fiamme. Un elisoccorritore è stato calato in acqua e ha raggiunto le 2 persone rassicurandole, mentre contemporaneamente intervenivano sul posto l'imbarcazione della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco di Lignano, che ha preso a bordo i 2 naufraghi. Dopo il primo soccorso, i 2 malcapitati sono stati accompagnati in porto per essere assistiti dal personale sanitario.
Uno speleologo è stato tratto in salvo dagli uomini del soccorso alpino speleologico nell'abisso di Obelix, 800 metri di profondità sull'altopiano di Asiago nel territorio di Lusiana. L'uomo, un 49enne di Monteviale nel Vicentino, con una compagna aveva affrontato l'abisso senza alcun problema. In fase di risalita ha proceduto per primo, affidando alla compagna il compito di recuperare le corde. Ad un certo punto la donna, ha recuperato il materiale, si è trovata all'uscita dell'abisso senza più vedere il 49enne. È scattato quindi l'allarme. I soccorritori hanno ipotizzato che senza accorgersi la donna avesse superato il compagno lasciandolo senza gli strumenti per risalire, ipotesi poi confermata quando i soccorritori si sono calati ed hanno trovato l'uomo a 250 metri di profondità in una ramificazione della grotta rispetto alla via di risalita. L'uomo non ha subito infortuni, è stato semplicemente riscaldato perché infreddolito ed è risalito sino all'uscita dell'abisso. Alla vigilia dell'accordo Italia-Cina sulla nuova via della seta, oltre alle polemiche sui porti, si apre un altro fronte ed è quello sul commercio agricolo. Sentiamo. Un accordo che non riguarda l'agricoltura non è possibile, l'agricoltura è il settore primario e va messa al primo posto. Mele, pere e uva da tavola vietate in Cina, che non ne permette l'ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le nostre produzioni. Alla vigilia dell'accordo sulla nuova via della seta, che sta già facendo discutere parecchio per l'interesse dello Stato asiatico nei confronti dei porti italiani, per il quale a Venezia si sono già levate le voci critiche del presidente Zaia e del sindaco Brugnaro, la Coldiretti veneziana mette sul piatto un'altra questione. La nostra denuncia è il fatto di vedere le nostre esportazioni bloccate verso la Cina, soprattutto per quello che riguarda l'ortofrutta, mentre la Cina è libera di importare. Da un'analisi fatta da Coldiretti dal punto di vista nazionale, l'Italia è in forte svantaggio per quello che riguarda l'importazione e l'esportazione, con un meno 35% rispetto ai prodotti che noi importiamo contro quelli che riusciamo a esportare. Nonostante questo noi importiamo tantissimo dalla Cina. Sì, tanto, anche gli stessi prodotti che a noi vengono inibiti, di cui viene appunto bloccata l'esportazione in Cina, è permesso invece che la Cina possa importare in Italia questi stessi prodotti. In Cina possono essere esportati unicamente kiwi e agrumi, peraltro sbloccati solo recentemente. Il blocco è giustificato dallo Stato asiatico con motivi fitosanitari che per l'Associazione dei coltivatori non hanno ragion d'essere. L'Italia è al primo posto nel mondo per la sanità di quello che commercia a livello agroalimentare, invece la Cina, al contrario, è al secondo posto per gli allarmi che sono scattati a livello di sicurezza agroalimentare nel mondo. Una situazione totalmente paradossale per la quale viene chiesto un cambio di marcia. Non solo la Cina può esportare pere e mele senza importare le nostre, ma si è anche verificata un'invasione di insetti dannosi alla coltivazione di provenienza più o meno diretta dalla Cina. Corsa la candidatura olimpica di Cortina Milano per i giochi invernali del 2026. Dopo il sopralluogo a Stoccolma si avvicina all'arrivo dei commissari del CIO per la valutazione prima del voto. Il prossimo 1° aprile l'appuntamento sarà a Venezia, fissato a Palazzo Grandi Stazioni. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di sanità, perché all'ospedale Borgo Trento di Verona è stato eseguito uno dei più impegnativi interventi della pratica chirurgica, un trapianto di fegato senza trasfusioni di sangue su una paziente testimone di Geova di 70 anni. Si tratta del primo intervento bloodless eseguito nel Triveneto, svolto dall'equipe del centro trapianti di fegato diretto da Umberto Tedeschi. La peculiarità dell'evento è consistita nella capacità di portare a termine un intervento così complesso ed articolato senza il ricorso ad emotrasfusioni. L'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona da tempo rappresenta un punto di riferimento a livello regionale e nazionale per chi per motivi religiosi o di altro genere desidera essere operato senza trasfusioni di sangue.
Ed ora uno sguardo a questo pazzo tempo, neve sulle Dolomiti con punte di oltre 20 centimetri a 2000 metri di quota, quindi sui passi della nostra regione, neve fresca che ha registrato uno spessore tra i 10 e i 15 centimetri, manto bianco anche per Cortina d'Ampezzo dove i fiocchi sono caduti con uno spessore del manto nevoso tra i 4 e i 6 centimetri. I dati sono quelli del centro meteo dell'ARPAV di Arabba che segnala come il fenomeno sia ora in esaurimento. Verso sera infatti il cielo si è riaperto. La media, secondo appunto i dati dell'ARPAV, è tra i 10 e i 15 centimetri dai 700 ai 1500 metri di quota. Oltre a Cortina, in Val Zoldana si sono registrati 17 centimetri e 15 a Falcade, sempre nel Bellunese. Torniamo anche questa sera a parlare della grande gara di solidarietà che si è messa in moto a favore del piccolo Joe per consentire a questo bimbo il delicato intervento chirurgico alla gamba in Florida. In un mese, pensate, sono stati raccolti più di 250.000 euro. Sentiamo. Aiutateci a realizzare questo sogno di nostro figlio di poter correre come tutti gli altri bambini con le sue gambe, di poter appoggiare entrambi i piedi a terra e di poter piegare il suo ginocchio, e questa cosa sarà possibile solo grazie a voi e all'intervento che potrà fare solo in America. Un mese fa esatto, era il 18 febbraio scorso quando abbiamo trasmesso per la prima volta l'appello di Erika Molinarolo, la mamma del piccolo Joe, che chiedeva aiuto attraverso le nostre telecamere per raccogliere fondi necessari alla costosissima operazione cui il suo bambino deve essere sottoposto. Un intervento che può essere fatto solo in Florida per permettere a Giovanni di correre e camminare con la sua inseparabile sorellina Miriam e i suoi amici. Il gruppo Media Nord-Est ha accolto e supportato sin da subito la richiesta di questa famiglia di Piazzola sul Brenta. In un mese, notizia fresca di poche ore fa, si è superata quota 250.000 e tantissime le iniziative di solidarietà che voi telespettatori da tutto il Veneto state mettendo in atto per il nostro piccolo Joe. I 400.000 sono sempre più vicini grazie al vostro aiuto e, come abbiamo detto tante volte e non ci stanchiamo di ripetere, insieme continuiamo questo splendido cammino mano nella mano. Insieme aiutiamo il piccolo Joe. Lo sport calcio, dopo la sconfitta di sabato con il Perugia, i vertici del Calcio Padova hanno deciso di esonerare il mister affidando la squadra all'allenatore della Primavera Matteo Centurioni. Fatale per Pierpaolo Bisoli la sconfitta di sabato per 1-0 in casa contro il Perugia. Dopo una notte di riflessione il presidente Bonetto dà l'annuncio: il Padova cambia nuovamente, esonerato Bisoli per la seconda volta, al suo posto l'allenatore della Primavera Matteo Centurioni, all'esordio su una panchina professionistica. Nuova svolta in una stagione da incubo per i biancoscudati, decisione sofferta da parte della società, decisione inaspettata anche se gli scricchiolii si sentivano da tempo. La mancanza di risultati e una situazione di classifica preoccupante hanno portato a questo nuovo licenziamento. Dopo la gara col Perugia, i vertici del club si erano trattenuti a lungo per decidere il futuro di squadra e allenatore. Il presidente Bonetto, dopo l'incontro, parlando con i giornalisti, aveva rilasciato dichiarazioni sibilline, poi domenica la conferma. Ora tocca a Matteo Centurioni raddrizzare una stagione che sembra proprio non voler andare per il verso giusto. Al nuovo mister ora si prospettano 2 settimane di allenamenti, vista la pausa, prima di tornare in campo nel derby contro il Cittadella. Alla compagine biancoscudata servono 4 vittorie e 2 pareggi nelle prossime 8 gare. Impresa difficile ma non impossibile, vietato sbagliare. Uno sguardo alla nostra programmazione, 20:10 torna questa sera in studio il sindaco di Treviso Mario Conte, poi prima serata come ogni lunedì dalle 21:15 torna Ring, flat tax per tutti e litigano ancora il titolo della trasmissione di questa sera. Parleremo di attualità, autonomia, proposte fiscali dal governo per la nuova flat tax per tutti sino ai 65.000 euro e poi ombre cinesi a poche ore
dalla firma con il presidente cinese. In studio con Ferdinando Avarino, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Graziano Azzalin del PD, Roberto Ciambetti della Lega e Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Dopo un breve passaggio instabile che a dire il vero ci voleva per migliorare la situazione di siccità e smog sulle nostre regioni, torna il bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il tempo sarà in miglioramento, sarà asciutto e stabile ma con cielo spesso coperto. Sarà più soleggiato invece sul Bellunese. Temperature minime tra -3 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra 12 e 13 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà asciutto e stabile, salvo per qualche residuo piovasco al mattino sul Triestino. Il cielo si presenterà molto nuvoloso ma con qualche schiarita a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 12 e 14 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui tornerà a splendere il sole, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.